L'ipotesi più concreta nella ricostruzione delle forze dell'ordine è che l'auto abbia invaso la corsia opposta improvvisamente, impedendo all'autista del bus di evitarlo. Cosa abbia provocato questo sbandamento è tutto da capire. Restano, per ora, i rottami della vettura dove l'automobilista ha trovato la morte nell'impatto tremendo con il mezzo di ATVO. 50 persone a bordo, 5 di queste ferite, compreso il conducente, tutti sotto shock. Mancano pochi minuti alle 15, Porte Grandi, località Trezze. È qui che il dramma si consuma in un istante. Il tranquillo viaggio dei passeggeri diretti verso Jesolo si spezza nello schianto contro il SUV che dopo il frontale finisce sul guardrail. L'autista di ATVO, un 60enne di Raclea, sterza in tempo almeno per evitare un impatto più forte e conseguenze più gravi. Dopo lo scontro il mezzo viene evacuato attraverso la botola di emergenza. I vigili del fuoco, la polizia locale e il SUEM accorrono per prestare soccorso. Per l'automobilista non c'è nulla da fare. Lievi feriti tra i passeggeri, tra questi una signora fatta uscire dal vetro anteriore. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche il mezzo di soccorso di ATVO e uno sostitutivo per portare i passeggeri a destinazione. Inevitabili disagi al traffico lungo la strada chiusa nei due sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.